Si conclude un progetto di 15 sottopassi ferroviari molto importante per la viabilità, per la sicurezza stradale, e un progetto da 14 milioni di euro che vede la Regione assolutamente impegnata in prima persona. Questo è un territorio che esprime delle necessità anche a livello viabilistico. C'è il Portogalese, ma poi c'è ovviamente anche il litorale. Lei ha ricordato la terza corsia, su questo quali novità ci sono? Sulla terza corsia si sta andando avanti per il tratto da Alvisopoli, che sono 8,5 km da Alvisopoli a Portogruaro, e lì siamo a buon punto. E dall'altro invece abbiamo il grande tratto da San Donà a Portogruaro, che è un cantiere impegnativo che prevede oggi, conti fatti, mettendoci dentro anche il casello di San Stino e la bretella, da quasi 1 miliardo di euro, 980 milioni. C'è da dire dall'altro che si sta provvedendo all'allargamento dei 10 cavalcavia con l'abbattimento di 32 fabbricati acquisiti, proprio per preparare, diciamo, la culla per il neonato e pensare di completare tutto questo itinerario di terza corsia in una delle autostrade più incidentose e pericolose d'Italia. Le sta venendo il callo alle mani, tante forbici si sta usando in questi giorni. Ma le dirò che sono abituato, visto e considerato che in questi anni noi abbiamo messo i ferri in acqua molto spesso, abbiamo operato, abbiamo programmato, progettato, e quindi abbiamo solo che l'imbarazzo della scelta rispetto alle inaugurazioni. Oggettivamente non posso andarci dappertutto. Tra qualche giorno avremo Trissino, 2 grandi bacini a Trissino, altra grande inaugurazione di opere che io ho voluto fin dall'inizio. L'Aquila, città della cultura 2026, Treviso non ce l'ha fatta, c'è rammarico? Ma guardi, si rispettano i verdetti, quindi noi siamo assolutamente sportivi fino in fondo, siamo quelli delle Olimpiadi. Ovvio che non va gettato al macero il dossier, va recuperato e ci dobbiamo ripresentare un'altra volta. Prima o poi ce la faremo, come è accaduto per il patrimonio dell'umanità nel 2019, piuttosto con altri, diciamo, contest internazionali dove abbiamo insistito e alla fine abbiamo portato a casa i risultati. Ieri, anche oggi, decreto salva Zaia, leggi salva Zaia, lei si sente così male? Ma no, non ho bisogno di essere salvato, nel senso che leggo anch'io queste robe e probabilmente c'è qualcuno che usa queste fantasie facendo finta di non vedere che comunque quando si parla di terzo mandato c'è una pletora, un contingente di sindaci pauroso che non può più ricandidarsi. Non mi risulta che non vogliano ricandidarsi e che i cittadini non li vogliano, in tutti i partiti, e dall'altro anche i governatori, perché fra l'altro oggi che non possono più ricandidarsi sono il sottoscritto, il presidente della Puglia Emiliano, il presidente della Campania De Luca, il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini, il presidente Marsiglio che è stato appena eletto, il presidente Fontana, il presidente Federica, il presidente Totti e anche, tra un po', anche il presidente Cirio. Quindi penso che, e mi fermo qui, non continuo con la lista. Ma tanto lei è il terzo mandato, per lei sarebbe il quarto, quindi... Ma guardi, io penso che vadano rispettati i cittadini, dopodiché il Parlamento può anche decidere che le uniche 2 cariche che hanno il vincolo di mandati sono diciamo, il sindaco e il presidente di regione, ne prendo atto, però si sappia che tutte le altre cariche possono stare lì a vita. È un centrodestra, Presidente Italia, che secondo lei sta un po' scricchiolando o sta tenendo? Guarda che io non sento scricchioli, penso che si debbano fare, diciamo, i progetti, si debbano fare le riforme nel rispetto dell'impegno che ci siamo presi con i cittadini. Una di queste riforme è l'autonomia. L'autonomia che i Veneti hanno voluto fortemente, 2.328.000 Veneti sono andati a votare per l'autonomia, adesso questo governo oggettivamente è l'unico governo che sta portando avanti questo progetto. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.